cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un barlettano. Un barletta calcio senza pressione, a sera Dio gliela tenga a mente, alle barlette cugino pastore, a cantare tutti te che danno. Ho già barlette che tende artista, che barletta veste l'avete vista, siamo vestiti San Geco ma fa nuova che da bella canzone. Buongiorno buongiorno Maria, a tutto quanto c'è la compagnia. Buongiorno amici, processamente frastini, lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone in parlettano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un barlettano vero. Ho già parlato Simone famiglia, so quello che mi temporamento, con uno state capare solo, e a domenica si per solo tu. Ho già parlato che stavo distretto, e soffocarsi quando burbito, un bel vitello quando malinconia, fino le vende era a casa mia. Ho già parlato buongiorno Maria, a tutto quanto c'è la compagnia. Buongiorno amici, processamente fraschini, lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone in barlettano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un barlettano vero. Buongiorno, buon inizio di settimana. È un buon inizio di settimana, oggi è 4 novembre, mamma mia, come passo tempo. 4 novembre, nonché oggi è San Carlo, non le patatine. Auguri a tutti quelli che portano questo bellissimo nome, Carlo. Io conosco Carlo Mattone, grande Carlo Mattone, Carluccio. Un saluto a Carlo, il nonnetto di Vicky. Auguri Carlo, tantissimi auguri. Buon onomastico. Outs. Che bello che sta tornando tipo non l'inverno, cioè quel fresco, quelle giornate un po' grigie. A me piacciono ogni tanto però non di più. Dice Enzo Pignatelli, dice: per vivere davvero bisogna parlare con il cuore, ma non solo con il cuore, caro Enzo. Outs, che grande miracolo, che grande. Non so perché ci sono queste bandiere dell'Italia, non lo so sinceramente, ci sarà qualche evento che noi non sappiamo, militari, non lo so di preciso. Lavoro io ho, bloccato anche il mutuo io ho, la casa adesso io non ce l'ho,
la banca me l'ha freccata, lo so, la cassa integrazione io ho venduto tutto l'oro che ho, adesso non so come farlo a vivere così. A novembre ho pagato la bolletta di settembre, è arrivata pure quella di dicembre, forse sono stato solo un deficiente che è rimasto senza soldi a novembre, ho pagato la bolletta di settembre. E queste cose succedono davvero, cari amici, che le bollette di settembre le pagano a novembre. Buongiorno e buon lunedì a tutti quanti voi, buon inizio di settimana, ovunque state. Saluto a Fratm, Tonino Piccolo, Antonio GR, non so, Però io gli dico di no, perché a crescerlo come farò, se i soldi non ce l'ho. A novembre ho cambiato la bolletta di settembre. è arrivata pure quella di dicembre, Buongiorno Pascalino Bella. deficiente che è rimasto senza soldi. Saluto a Vicky, un saluto a Concetta, un saluto e un salutone. Lavare i piatti con Mamma mia, che è qua? forse il guardiano, oppure Mamma mia. rimasto proprio niente. A novembre ho pagato la bolletta di settembre, è arrivata pure quella di dicembre, forse sono stato solo un deficiente. Buongiorno da Formia, buongiorno. Rimasto senza soldi a novembre, ho pagato La bolletta di settembre. è arrivata pure quella di dicembre, forse sono Minimo, il minimo. Oh, ecco Carlo Mattoni, auguri Carlo. senza soldi e senza niente. A novembre. San. E niente ragazzi, bellissimo ieri il buongiorno che ho fatto per quanto riguarda il nuovo Trabucco. Che dire, sempre le solite cose. Io vorrei tanto che ci tenessimo di più a queste opere, perché è molto importante avere già il fatto che siamo tornati bambini, la nostra generazione, anche quella un po' più grande di noi, siamo ritornati bambini, i ricordi dei bambini. Chi non ha i ricordi del Trabucco? Chi non ci è andato a fare un tuffo, chi non andava a vedere quando prendevano i sardolini, la paranza, che ora è diventato anche, mi sa che è diventato anche proibito, però è un luogo storico quello là, il Trabucco, che per colpa di qualche deficiente, di qualcuno che non curava, non aveva manutenzione, logicamente si è andato a perdere. Ma già il fatto vederlo così, credetemi, ha fatto sì che sono ritornati tantissimi ricordi di tutti noi del popolo barlettano. Chi di noi non ha avuto una giornata particolare in quel punto, perché tutti i barlettani si facevano la passeggiata, tutti i ragazzini andiamoci a fare il tuffo al primo Trabucco, al secondo Trabucco. Questa era sono ricordi indelebili. Va bene, buon inizio di settimana amici, il solito giro, il solito buongiorno a tutti quanti voi. Io vi auguro il meglio del meglio, buon tutto, vi voglio bene, Barlette a Vest. Guardatevi il TGG, anche se ieri era moscio, però è sempre un TGG. Buona giornata a tutti ragazzi, Barlette e basta, e a Vest, ciao.